a Napoli sta per scoppiare una lite, un caos indicibile, una disturbata, usiamo dire mo succede Montevergine, mo succede Piero Rott, oppure mo succede 48 e ti spiego perché. Tutto parte nel 1848, l'anno in cui scoppiarono tutte le rivoluzioni che chiedevano concessioni liberali in tutta Europa, in Francia, in Germania, in Austria, in Ungheria e anche in Italia. Le 5 giornate di Milano al nord, ma anche qui al sud, scoppiano grandi rivoluzioni. In Sicilia Rosolino Pilo, ovviamente, e Ferdinando II fu costretto a intervenire e a sedare nel sangue, ahimè, bombardò Messina, e anche a Napoli. Nel 1848 Ferdinando II pensò bene che era arrivato il momento di concedere la Costituzione e ci fu finalmente un Parlamento eletto dal popolo, ma la disturbata accadde il primo giorno. Alla prima riunione del Parlamento successe una rissa indicibile, Ferdinando ritirò la Costituzione e avvennero degli scontri, un caos in tutta la città, donde appunto ci furono addirittura centinaia di morti, donde appunto succedette o 48. Per celebrare i moti risorgimentali del 1848 bisogna venire qui a Piazza dei Martiri, una delle piazze più eleganti della città, il Salotto Buono, fra Palazzo Partanna, quello che fu di Lucia Migliaccio di Floridia, vedova Grifeo di Partanna, Palazzo Calabritto, che niente proprio di meno apparteneva a Carlo di Borbone, Cappella Vecchia, dove abitavano i fratelli De Filippo e dove c'è l'unica sinagoga napoletana, e Palazzo Cellammare, dove i Carafa venivano a fare la villeggiatura. Ma la piazza soprattutto dove c'è il monumento ai martiri napoletani. In realtà questa piazza, quando c'era ancora Ferdinando II Borbone, prima dell'Unità d'Italia, non si chiamava Piazza dei Martiri, si chiamava Piazza della Pace. Lui aveva commissionato un monumento che celebrasse le 4 paci ritrovate con i 4 leoni, ma i soldi cominciavano a scarseggiare, il tempo passava, intanto arrivò Garibaldi, arrivò l'Unità d'Italia e questa piazza, invece di chiamarsi Piazza della Pace, si chiamò Piazza dei Martiri. Il monumento, invece di celebrare la pace ritrovata, cominciò a celebrare i martiri del Risorgimento italiano. Enrico Albino riprogettò interamente il monumento ponendo la statua della virtù dei martiri soprattutto, e con questi 4 leoni, ognuno dei quali celebrava i martiri per la libertà. C'è il leone morente, il leone che è caduto, che rappresenta i martiri della Repubblica Napoletana del 1799. C'è il leone trafitto, quello che celebra invece i martiri del 1920-1928, i moti carbonari. C'è il leone invece con lo statuto in mano, quello che celebra la concessa Costituzione e poi ritirata, i moti del 1848, donde mo succero 48. E infine c'è l'unico leone che invece è all'impiedi, questo qui alle mie spalle, che celebra i morti garibaldini, i morti quindi che avvennero all'indomani dell'Unità d'Italia. Insomma, questa piazza celebra i martiri della città di Napoli. Oggi Piazza dei Martiri è la piazza dello shopping napoletano, la piazza dello struscio, delle vasche, insomma, del quartiere Chiaia, o come diceva Peppino Fiorelli nel 1954, Scisci Piazza dei Martiri, la piazza dei gagà. Gagà di qua, gagà di là, tutti vogliono gagà.